Ciao a tutti, sono Cristina, benvenuti nel mio canale. Oggi volevo riparlarvi in maniera più eh, tecnica, sì, della sindrome di Noonan. Ho qui la documentazione del lontano 2016 in cui feci anche il video che forse avrete visto, non lo so, in cui parlo della scoperta, della diagnosi della malattia, della sindrome di Noonan, che ho scoperto di averla da sola. All'epoca io ho trovato qualcosa su internet a riguardo e andai dal mio medico di base a farmi l'impegnativa per farmi la visita dal genetista. E, allibita anche la genetista di aver scoperto questo. È una sindrome talmente variabile, talmente diversa in tutti i bambini, che anche magari voi mi vedete così, ma io riesco a nascondere i difetti, no, le caratteristiche più o meno. Non lo so, mi vedrete come sì, una persona normale che ride, scherza, parla, ma sono stata operata al cuore, ho avuto un'altra operazione all'utero, ho avuto 2 distacchi di retina a 20 anni e ho una miopia grave, sto rischiando la cecità, è una malattia degenerativa. Alla fine che cosa mi aspettavo? Io mi aspettavo già tutto questo. Il sito in cui ho trovato tutte queste informazioni che leggerò insieme a voi oggi, ve lo metto in descrizione. Ci sono molti nomi di tante malattie di cui non sapevo l'esistenza, e questa scoperta di aver trovato più informazioni della mia malattia rara nel web mi fa piacere perché imparo più cose, dovrò farmi più visite per aumentare la percentuale di invalidità, per riuscire ad avere almeno un aiuto, qualcosa, e vabbè, questo è un altro discorso. Ma mi rattrista perché significa che sono stati fatti più studi per questa malattia. Vuol dire che la percentuale di bambini nati con questa sindrome è aumentata, e mi dispiace perché capisco il dolore che provano sia i genitori che soprattutto i figli. Sindrome di Noonan, definizione della malattia. È una malattia multisistemica, rara, molto variabile, come vi dicevo, caratterizzata prevalentemente da bassa statura, dismorfismi facciali caratteristici, che ora vi leggerò, che vedrete anche su di me poi, cardiopatie congenite, cardiomiopatie a rischio aumentato di sviluppare tumori durante l'infanzia. Di solito la malattia esordisce nel periodo neonatale con difficoltà di alimentazione e ritardo della crescita. Spesso i dismorfismi facciali caratteristici sono maggiormente evidenti nell'infanzia: fronte alta e ampia, ipertelorismo, ptosi palpebrale e rime palpebrali oblique verso il basso. Queste cose le ho tutte. Orecchie spesse e impianto basso e ruotate posteriormente, filtro profondo, micrognazia, capelli ricci e collo corto, talvolta con pterigio, cioè attaccatura bassa dei capelli, che io mi raso sempre, e orecchie, beh, del mio caso ne ho parlato molto nei miei video, quindi vi invito a vedere anche gli altri video per capire la mia, se vi interessa, le mie problematiche, le mie vicissitudini in ospedale. E, scusate, è che leggere queste cose ti fanno prendere consapevolezza e è un colpo al cuore.
Comunque, con l'età il viso diventa triangolare, con pliche cutanee marcate, la cardiopatia congenita più comune è la stenosi della valvola polmonare, eccomi qua, con displasia della valvola polmonare e diverse malformazioni cardiache, e nel mio caso ipertrofia cardiaca. E comunque la cardiomiopatia ipertrofica, eccola qui, ad esordio prenatale, che può essere stabile o a progressione rapida. Con l'invecchiamento i pazienti possono sviluppare una dilatazione delle arterie coronarie e la malattia di Moya-Moya, con la Y, e io questa non l'avevo mai sentita. Comunque, la prevalenza alla nascita è stimata in 1 tra 1000 e 2500. Il 50% dei pazienti presenta ritardo della crescita, raramente associato al deficit dell'ormone della crescita. I pazienti hanno difficoltà a guadagnare peso e molti di essi mantengono una corporatura snella per tutta la vita. Apro la parentesi, poi se ne riparlerà anche più avanti. Questa malattia, anche cioè adesso che è scritto ho la risposta, ma se non l'avessi letto, che è fa parte della mia malattia, i problemi sociali, a parlare con le persone, sentirsi troppo sensibile, sì, i problemi psicologici, la depressione, il bipolarismo, l'essere borderline, anche se non ci fosse scritto, comunque penso sia normale per me, per delle persone che nascono con questa malattia e devono conviverci, avere, cioè, diventi un po' matto in senso buono per avere il peso per tutta la vita e convivere con tutte queste cose, al sentirsi diversi da quando si è piccoli, perché io fin da piccola mi sento diversa da tutti, per forza di cose hai qualche crisi psicologica, cioè è normale, penso. I pazienti hanno difficoltà a guadagnare, ok. Tra parentesi, per le ragazze il problema è anche se mangiano o non mangiano, e io ho guadagnato peso, non so per quale motivo, penso sia un problema tipo linfatico, di gonfiore, non lo so, non si sa. I principali segni clinici ortopedici comprendono la deformità dello sterno, e nel mio caso sterno concavo, i piedi equino vari, io ho la luce valgo, e l'ispessimento della pelle sia nelle mani che nei piedi, i famosi calli. Purtroppo dall'estetista non c'è l'esenzione e io devo andarci ogni mese ed è anche poco, perché ho dei cali ai piedi assurdi, anche se non faccio più la cameriera, no, ho un sacco di... ok, vado avanti. E la scoliosi progressiva, io non mi accontento, io ho la rotoscoliosi, che esordisce nell'adolescenza. Spesso la pelle è secca, sì, e talvolta ipercheratosica, ce l'ho fatta, sulle mani e sui piedi. I capelli sono ricci e possono essere folti o radi. I pazienti possono presentare linfedema periferico, che in alcuni può essere progressivo ed esteso. Sono comuni le anomalie oculari, strabismo, errori refrattivi, distacco di retina, miopia, e l'affastellamento dei denti. C'è l'esenzione sul dentista? Scrivetemelo nei commenti. E il 10% dei pazienti presenta sordità. Nel 30-40% dei pazienti sono comuni anomalie... aspetta,
dei pazienti si osserva ritardo nel linguaggio e difficoltà di apprendimento. Nel 10-20% disabilità intellettiva spesso lieve. Sono comuni la disprassia, la ngoffaggine, c'è scritto qua, il deficit di attenzione, eccomi, l'agitazione, l'ansia perenne, eccomi, i disturbi dell'umore e quelli emotivi, così come le difficoltà nell'identificare e nell'esprimere le emozioni, che possono portare a difficoltà nelle interazioni sociali. Sì. Lo sviluppo motorio e la pubertà sono ritardati, tra parentesi, a me il ciclo è venuto quando avevo 18-19 anni, quindi è ritardato, sì. E il 50% dei pazienti presenta bassa statura, cosa che io non ho, penso sia l'unica cosa che io sono 1,73, è l'unica cosa che, fatemi, non so, toglietemi 5 centimetri, ma fatemi vedere meglio, cioè nel senso, se devo scegliere tra il male minore. 2/3 dei maschi presentano criptochidismo monobilaterale, l'ipofertilità se presente interesse solo i maschi. E per le donne c'è il 50% di probabilità che il bambino nasca con la malattia che avete. Nell'infanzia è aumentato il rischio di sviluppare tumori e leucemie, in particolare la mielomonocitica, con un rischio cumulativo del 4% circa di sviluppare una neoplasia prima dei 20 anni. Viceversa, il rischio di sviluppare un cancro comune nell'età adulta non sembra aumentato. O forse non lo sapete perché nell'età adulta in pochi ci arrivano? Sì. La sindrome di Noonan è causata da una mutazione dei geni PTPN11 presenti nel 50% dei pazienti. E qui ci sono i vari casi, anche il mio, RAF1, RIT1, OS1, LZTR1, insomma li trovate tutti, dai più rari ai più frequenti. E lo spettro clinico può variare a seconda del gene malattia interessato e ci sono perfino delle malattie descritte come Noonan simili. C'è la sindrome di Noonan con leucemia mielomonocitica giovanile, sindrome di Noonan simile con capelli caduchi e in fase anagen. La diagnosi si basa sull'osservazione del quadro clinico, ma può essere difficile a causa della sua notevole variabilità. Le analisi molecolari dei geni malattia supportano la diagnosi e la consulenza genetica. Le forme lievi possono rimanere non diagnosticate ed essere portate all'attenzione clinica solo in età adulta, dopo la nascita di un figlio affetto da una forma più grave della malattia. Quindi se avete delle piccole problematiche, avete delle paranoie sulla vostra salute, se vi sentite diversi, non esitate, andate a visitarvi, perché se volete avere figli, qui non rischiate solo voi, ma rischiano soprattutto i figli con una malattia più grave, con delle conseguenze più gravi a cui voi non avete dato peso. E io sono una di questi. La diagnosi differenziale si pone con la sindrome cardiofaccio-cutanea, la sindrome di Costello, la neurofibromatosi tipo 1, la sindrome di Noonan con lentigini multiple, le sindromi Baraitser-Winter, oh mio Dio, Arskog e di Escobar. Comunque, la diagnosi prenatale può essere effettuata sui villi coriali e sugli amniociti. Scusate. I segni clinici prenatali della sindrome sono aspecifici: aumento della traslucenza nucale, igroma cistico e o ascite, che possono causare la morte del feto, polidramnios, cardiomiopatia e cardiopatie congenite. La trasmissione è autosomica dominante, vuol dire che uno dei due genitori ce l'ha per forza.
ad eccezione del gene LZTR1 che si associa a una trasmissione dominante o recessiva. Si raccomanda la consulenza genetica per le famiglie affette. Per favore andate da un genetista. Il trattamento richiede un approccio multidisciplinare. Apro una parentesi. È una malattia rara e non c'è... Cioè, a me piacerebbe ci fosse un ospedale per questa malattia, che ce l'avessi vicino casa anche magari, in cui tu entri e ti viene fatta l'attack di tutto. Io trovo molta difficoltà ad organizzare tutte le visite, quindi oculistica, cardiologica, ginecologica, endocrinologa, i vari raggi che devo fare alle ossa, alla schiena, ai piedi, operazioni ai piedi, dermatologo, perinei, e soprattutto le spese anche per gli occhiali, per tutte le cose strane che possono comparire, che tu dici oh che cos'è questa, una novità, perché ovviamente è una malattia rara e hanno scritto qui quello che si è dimostrato dal 2016 ad oggi e chissà quante altre cose possono comparire, possono mutarsi in questa sindrome. Le anomalie cardiovascolari vengono trattate secondo i protocolli standard. Il trattamento del ritardo della crescita con l'ormone della crescita rimane controverso. Vi spiego perché controverso. Perché con questa malattia prendi un farmaco che fa bene ad una cosa, ti fa stare male dall'altra. Tipo, se io prendo un farmaco che ha degli ingredienti, delle cose all'interno che mi fanno bene per dormire, per riuscire a dormire contro l'insonnia, ok. Dall'altra parte mi parte il cuore, o mi batte più lentamente al punto di rischiare un collasso mentre dormo. Capito? Quindi prendere dei farmaci è anche qui una scelta ardua. Si raccomanda una presa a carico tempestiva delle anomalie dello sviluppo. La prognosi è variabile, l'avevamo capito, dato che il quadro clinico comprende i segni clinici lievi, non evidenti, nell'età adulta, fino alle forme più gravi associate a cardiopatie potenzialmente letali o a tumori maligni infantili. Le cardiopatie gravi possono causare la morte prematura. Grazie orfa.net per avermi ricordato l'ovvio, ed è per questo che sono qui a fare questo video e penso di avervi detto tutto, di avervi letto tutto. Se avete delle domande potete scrivermi nei commenti o su Instagram, vi lascio tutte le informazioni anche di questo sito nella descrizione del video. E io vi ringrazio per avermi ascoltata fino a qui e non date per scontato nulla, dovete volervi bene. Se volete supportarmi potete iscrivervi al canale e nei miei link c'è basta, e mettermi un like o un commento. Grazie per aver visto il video fino a qui, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. Adesso sta registrando. Dio signore.